Io ho ritrovato negli scritti di Cesare Pavese un tema che a me è estremamente caro, che è quello della giovinezza, perché la giovinezza è il momento in cui tutto può succedere, è il momento in cui si ha un grande alleato al proprio fianco, che è il futuro, ed è il momento di grandi cambiamenti. Pavese diceva che la giovinezza è l'età che più a lungo ha vissuto con noi e dentro di noi e quindi è l'età più vecchia. Ed in un certo senso io mi sono ritrovata in questo modo di sentire, cercavo un traduttore per il mio amore per la giovinezza e l'ho trovato in Pavese, qualcuno che traducesse questo sentire che ho anch'io e che ne parlasse e raccontasse. A Cesare Pavese è un maestro. E da qui l'innamoramento della bella estate, che è un racconto di formazione, un racconto di rivoluzione di un corpo giovanile, femminile, è un racconto di formazione sensuale di una giovane donna che cerca la propria strada e cerca di capire come amare e chi amare. È una storia sull'orientamento sessuale, è una storia sulla lotta per non scendere a compromessi. E sono temi estremamente moderni, sono temi universali. Il tema della giovinezza trattato da Pavese è un tema che si ripete in ogni epoca, in ogni momento ed in ogni luogo. E mi sembrava l'opportunità di raccontare l'oggi perfettamente, partendo da un maestro che aveva raccontato l'oggi più di 85 anni fa. Il genere letterario è evidente. Quali sono, ti chiedo invece, i generi di riferimento per questo lavoro cinematografici, registici? Io amo moltissimo la fotografia e quindi mi sono immersa in uno studio folle di fotografie degli anni 30 o più o meno intorno a quell'epoca, quindi Man Ray prima di tutti, Leslie Miller. C'è un omaggio a Leslie Miller perché c'è un'inquadratura della protagonista Ginny in una piccolissima vasca e quella vasca ne è stata costruita dallo scenografo Giancarlo Muselli per riprodurre una foto di Leslie Miller in una vasca ed è stato un omaggio. Parte del futurismo, Brassé, tutte le foto diciamo scure, bianco e nero delle città non così luminose di quell'epoca. E poi è un film che parla della rappresentazione della pittura, quindi moltissima pittura. C'è una scuola di quegli anni di Torino che si chiamava la scuola dei sei torinesi di pittura, che sono anche è stata ispirazione per i quadri che sono nell'atelier di pittura, diciamo molto visivamente. Poi ho visto dei meravigliosi film girati in quegli anni, no? Per studiare il modo di camminare, il modo di rapportarsi e di vestirsi di chi recitava in quegli anni e quindi rappresentava una realtà del momento. In Pavese, nei romanzi, che poi sono definiti nella raccolta Super Coralli, c'è questo passaggio nell'età adulta che però spesso non ha una connotazione felice, cioè la giovinezza come percorso quasi interiore, difficile anche. Quindi nella giovinezza è implicito anche il significato di una lotta, di una scoperta di un mondo complesso. Ma l'adolescenza credo sia anche un'età terribile, è un'età di muta, no? Io ho una figlia di quell'età, ho una figlia di 18 anni e quindi è, diciamo in una post-adolescenza e per farle, e per farle vivere in maniera meno forse traumatica, no? Per aiutarla, farla sorridere e farle capire che cosa succede agli esseri umani quando cambiano. Le ho parlato, no? Come il film Alien, ho detto, c'è come un alieno dentro di te che cerca di uscire, quell'alieno ti squarcia per uscire, quell'alieno è l'adulto e non è un processo indolore. Nessuno ha mai chiesto al bruco se gli fa piacere diventare farfalla, ma non sembra proprio un processo totalmente indolore. Quindi c'è una ferocia nell'adolescenza che è anche una ferocia creativa che è insita nei grandi cambiamenti, nelle grandi rivoluzioni e nelle grandi metamorfosi. Una cosa banale, ma che poi, come tutte le emozioni, non sono banali. Ieri, quanto è stato bello arrivare a Piazza Grande, trovare tutto, si vedeva che eri tanto felice quanto emozionata. Alcuni registi miei amici che erano già stati qua mi avevano detto è un'emozione che non ti possiamo descrivere, è veramente grande. L'avevo preso questo consiglio di arrivarci, no? Con i piedi di piuma. Quando sono arrivata la sera prima, vedere la piazza anche vuota, ma vedere la grandezza dello schermo è stato una specie di terremoto.
vedere la piazza totalmente piena, lo schermo illuminato, di una grandezza che non potevamo immaginare né io né gli attori che erano accanto a me. Eravamo tutti pietrificati, tutti emozionati. Era una fila di ragazze, di persone che avevano partecipato al film che non credeva a quello che stava vedendo. Anche se io ho visto il film 1000 volte, l'ho sempre visto nello schermo del montaggio, in qualche schermo un po' più grande, quando si fa il mix o quando si fanno delle proiezioni, ma questo luogo per un regista, per un filmmaker, è un colpo al cuore.